Ed eccoci in un ambiente veramente eccezionale. Abbiamo portato voi amici di Venezia Channel nella Franciacorta, una zona che richiama tante belle cose, a iniziare da questo panorama stupendo, alle nostre spalle il lago d'Iseo, questo bellissimo panorama che è pieno di viti, ma di viti di cosa? Siamo qui in compagnia Laura Gatti, dell'azienda Ferghettina. che abbiamo avuto l'occasione di visitare oggi. Ma Franciacorta che cosa vuol dire? Oggi ci ha detto che Franciacorta sono tante cose in un nome solo. Sì, la peculiarità della nostra zona è che con un'unica parola, Franciacorta appunto, intendiamo in maniera univoca un territorio, un vino e un metodo di produzione. Franciacorta e basta. Questo è bellissimo perché è l'unica di OCG che è autorizzata a fare questo. Esattamente, sì. E zona di riferimento per questa tipologia di prodotto in Italia, una zona non eccessivamente grande, una produzione contenuta di altissima qualità di livello. Facciamo anche una piccola carta di identità della vostra azienda per capire anche dove ci troviamo, sia perché possono venire a trovarvi perché avete un'accoglienza stupenda, sia per dare un po', come dire, le coordinate giuste ai nostri telespettatori. Sì, la Franciacorta in generale, quindi tutta la zona viticola, si estende in provincia di Brescia, a sud del lago d'Iseo, comprende 19 comuni per un totale vitato di 3.000 ettari. In questo contesto ovviamente si inserisce Ferghettina, che ha sede come azienda nel comune di Addro, ma dal punto di vista dei vigneti, che sono poi la parte forte, il cuore pulsante dell'azienda, sono distribuiti in 11 comuni, tutti intorno all'azienda, per una superficie totale di 200 ettari. 200 ettari che però in parte sono utilizzati direttamente per la vostra vinificazione, 100 ettari. Esattamente, ne selezioniamo 100 di questi 200 ettari, 100 fanno parte del nostro parco vigneti fisso che danno poi origine alla produzione dei nostri vini. Mi sembra di aver visto ben 7 etichette. Sì, 7 tipologie, ognuna con un'identità ben precisa, un'identità che valorizza l'unicità dei suoli e viene rispecchiata nell'unicità dei prodotti. La parte da leone la fa il Brut, che rappresenta più del 60% della nostra produzione, un non millesimato, fatto con Chardonnay e Pinot Nero, al quale si affiancano 6 millesimati, con epoche diverse, tempi diversi di affinamento sui lieviti, sono un Satin, un Brut millesimato, un Rosé, e le due riserve, Extra Brut e non dosato, si chiama riserva 33, e per finire una piccola produzione, una riserva di Rosé. Io vorrei chiamare qui accanto a noi Stefano Zavattiero. Vieni Stefano. Stefano è un amico da tempo mio e mi porta a scoprire queste eccellenze. Oggi mi hai detto andiamo a trovare un posto eccezionale sulla Franciacorta, non mi avevi detto di più ed effettivamente devo darti merito di avermi portato in questa chicca, in questo posto stupendo. E vedo che hai in mano anche una bottiglia particolare, una bottiglia quadrata, con la base quadrata. Come mai? Sì, diciamo che allora l'azienda Ferghettina tra le 7 etichette in questo momento ne ha 2 con la base quadrata proprio per una questione di rifermentazione totale, diciamo, di lieviti nella base. Ecco. In questo caso abbiamo un Franciacorta di OCG Rosé millesimo 2014 che tra le altre cose è un 36 mesi, diciamo, di rifermentazione e un 100% di Pinot Nero. Sentite il linguaggio forbito di Stefano perché Stefano è un sommelier dell'ice e quindi chiaramente fa parte del tuo, come dire, del tuo essere il racconto dei vini, il racconto dei territori. Sì, diciamo che da quasi 20 anni sono sommelier professionista di Ice Veneto, di quale ne vado molto fiero e quindi da molti anni noi veniamo qui in Franciacorta, diciamo, ecco. L'azienda non mi è nuova, io la conosco anche perché poi qualche anno fa io lavorando ristorante d'autore all'interno del Vinitaly l'avevo proprio nella carta del ristorante, insomma, ecco, quindi avevo sia il rosé che anche il Melé di Brut e quindi non mi è nuova, non mi è nuova, diciamo, questa. la bottiglia. Ma tra l'altro siamo anche in compagnia di un altro amico. Certo, il nostro collegamento con il Veneto, che è Andrea Bison. Andrea, vieni anche tu qui con noi. Allora, a te il merito di aver organizzato questa bellissima giornata con esperti del settore, giornalisti, tutti molto entusiasti di questa visita. Sì, oggi abbiamo organizzato una visita perché si venisse a vedere e toccare con mano quello che si può degustare quando
si stappa una bottiglia di Ferghettina. Dunque ci siamo trovati qua e eccoci qui, la bottiglia è qui presente, tutti contenti di aver visto questa bella azienda, questa bella realtà che ci trasferisce emozioni di un lavoro svolto in vigna, svolto in cantina e chi più ne ha più ne metta. Un grande lavoro perché vede impegnata tutta la vostra famiglia. Sì, siamo un'azienda a tutti gli effetti familiare, una vera azienda di famiglia e siamo soprattutto agricoltori. L'unico ingrediente del nostro lavoro è la terra e il suo frutto, il frutto dei nostri vigneti, che rende unico il nostro lavoro e che lo rende univocamente legato al nostro territorio. Quindi noi siamo semplicemente interpreti di quello che arriva e di quello che viene messo a disposizione dalla natura. Cerchiamo di rispettarlo e di valorizzarlo, questo è il nostro lavoro. Complimenti. Naturalmente a voi vi diciamo di continuare a seguirci perché avremo delle altre immagini, fotografie, altre riprese di questo bellissimo percorso che abbiamo fatto oggi, a iniziare dalle cantine sotterranee dove è il vostro, il vostro tesoro. E anche qui di fianco abbiamo visto delle novità, un cantiere che porterà nuova linfa al vostro lavoro, molto più lavoro ancora. Ma sì, in realtà lo spazio per questa tipologia di lavoro è molto importante, ci permette di lavorare bene e di avere spazi dove affinare i nostri vini. L'affinamento sui lieviti nel Franciacorta può fare la differenza, serve spazio perché servono tanti anni e abbiamo deciso di rimboccarci per l'ennesima volta le mani e di creare lo spazio che ci potesse far meglio il nostro lavoro. Una domanda così veloce a bruciapelo. In percentuale, quanta produzione vendete direttamente qui in azienda e quanta invece tramite i canali tradizionali? È una domanda che faccio spesso per le altre cantine e qui in Franciacorta mi hanno risposto altre volte che in azienda si vende molto perché avete molte persone che vi vengono a trovare, molti amici. Sì. Premetto che una delle nostre caratteristiche da che esistiamo è di essere sempre stati aperti, quindi sempre aperti con un punto vendita o anche solo per una visita. Noi siamo un'azienda abbastanza piccola, comunque facciamo circa 8.000 visitatori all'anno prenotati, più tutti quelli che passano semplicemente per assaggiare, quindi una risorsa molto importante e penso che sia fondamentale far vedere cosa c'è dietro una bottiglia, fa la differenza nella conoscenza del territorio e nella conoscenza del prodotto, quindi prima di tutto questo. Poi chi viene, se si trova bene, se è contento, se apprezza il prodotto, lo compra anche. Quindi sicuramente anche noi rientriamo nel pacchetto di aziende che ha nel punto vendita interno, nel wine shop aziendale, una buona risorsa, assolutamente. E comunque qui c'è una gran bella ospitalità, lo vedrete nelle immagini successive, veramente complimenti perché è veramente tutto molto ben curato, ben fatto e quindi che dire, invitiamo i telespettatori a venire. Abbiamo un sito internet da dare? Sì, è ferghettina.it semplicemente, le mail del sito passano tutte da me, quindi quando volete.